La Paladina Sedrina si ferma ancora. ANAS vuole vederci chiaro sull'ex discarica Monte Bianco e su una falda acquifera che potrebbe rendere instabile il terreno. Val Brembana, provincia di Bergamo e regione Lombardia si scagliano sotto shock per questa decisione. Ma non è forse il caso di fare un po' di mea culpa per troppa sufficienza? Ciao, sono Federico Bifignandi, giornalista professionista e questa è una nuova puntata di IN, il contenuto di inchiesta e informazione di Maresana Web TV. Il progetto della Paladina Sedrina, studiato dalla provincia di Bergamo, che noi abbiamo avuto modo di studiare approfonditamente, parla chiaro. Servono alcuni rilievi integrativi proprio nel tratto di trincea che la strada percorrerà nella piana di Petosino. La discarica ex Monte Bianco è una discarica non autorizzata di proprietà della ditta Ghidini Marida e Società Monte Bianco, risalente ai primi anni '80. Nel progetto si legge di sondaggi effettuati dalla provincia stessa nel 1983, nell'86, nel 1993 e nel 1996, durante i quali sono stati rinvenuti rifiuti inerti, terre di fonderia, reflui delle cartiere, ma anche materiale plastico e fusti che sono stati rimossi. Per il resto si è coperto il tutto con materiale argilloso impermeabile. La provincia promette indagini ambientali integrative. Prima 8 sondaggi ambientali e se necessari ulteriori 10. I sondaggi dovranno raggiungere il terreno naturale argilloso al di sotto dei rifiuti. Insomma, la questione era nota, ma allora perché non farsi trovare pronti a rispondere ad eventuali osservazioni come quelle avanzate da ANAS? Nota anche la vicenda della falda acquifera. Sentite cosa vi abbiamo raccontato nel presentare il progetto per intero. Piana di Petosino che dal punto di vista morfologico è molto particolare. Addirittura nel progetto c'è scritto che durante alcuni scavi per capire il terreno su cui si andrà a lavorare è stata trovata acqua ad una profondità anche modesta e questo la dice lunga sull'origine della piana di Petosino. Andiamo a scoprire come mai c'è acqua proprio qua sotto. Perché la piana di Petosino 30.000 anni fa era un bacino lacustre, da cui l'idea di far passare la trincea nel punto a minor rischio idrico. Ma allora perché tanto shock? Come si può pensare di approvare un progetto senza sapere che cosa ci sia sottoterra o fingendo che il problema non esiste? Va bene l'urgenza di una strada che deve servire tutta la Val Brembana, ma non scavalcando tutto e tutti e sperando che la polvere sotto il tappeto prima o poi venga dimenticata. L'ex sindaco di Valbremo Bertrand Beltramelli ha mostrato un documento risalente al 2002 nel quale diceva con forza che quella discarica era un problema e che semmai andava ispezionata meglio, compreso il fatto che i costi di bonifica non erano specificati. Il Parco dei Colli non ha potere decisionale su quest'opera, ma perché non si è impuntato su una discarica? E il comune di Sorisole, da sempre contrario al progetto ma non per via della discarica, è vittima o complice di questo atteggiamento reo di sufficienza nonostante i 528 milioni di euro in ballo e i 6 milioni già spesi per il progetto? Forse dunque l'ALT imposto da ANAS non è così fuori luogo, altrimenti il rischio è quello a cui siamo ormai abituati, cantieri che partono con grande clamore e poi si fermano per i più svariati motivi, con i tempi che diventano biblici e i soldi pubblici che si gonfiano e vanno nelle tasche di chissà chi, come quello che sta succedendo in città. L'ex presidente della provincia Pasquale Gandolfi dice che il rischio di altri accertamenti è quello di rompere la cappa che copre i rifiuti depositati. Ma come la mettiamo allora con la promessa presente nel progetto di effettuare altri rilievi? La Val Brembana e il consigliere regionale Jonathan Lobati chiedono i danni ad ANAS, ma forse dovrebbero essere i cittadini e i pendolari a dover chiedere i danni alle istituzioni locali per tanta approssimazione più o meno voluta. E poi il fronte dei contrari alla variante è già piuttosto nutrito. Sentite cosa ha detto il consigliere regionale Giovanni Malanchini in un recente incontro pubblico a Sorisole e cosa hanno detto altre istituzioni in un altro incontro pubblico tenutosi ad Astino. È uno delle X opere che il presidente della provincia Gandolfi nel 2023 ha consegnato al ministro dei trasporti un fascicolo che io chiamo il libro dei sogni dove sono elencate 7 opere e parliamo di miliardi di euro. Questa è una delle tante opere per le quali è richiesta l'esecuzione e non ho problemi a dire anche in alta Val Brembana che secondo me bisogna fare prima la strada statale Cremasca. Qual è? Quella regione o quel ministero che ascolta un territorio, quando un territorio gli porta nuove opere gli dice fai tu. Il Parco dei Colli non condivide quest'opera. Ma perché noi siamo sempre chiamati a rincorrere le cose? Il problema di questo progetto ricade, guarda caso, nella piana di Petosino, una delle zone più belle del nostro Interland bergamasco, eppure l'ex discarica la mette a dura prova.